L'importante è avere volontà e tu ne hai tanta. Sì. No! Come ti voglio bene! Ascoltiamo! Che duce sto ieno, no? Ma che duce, quanto posso durare con questo? Signore, Aiutate! fai che tutto quello che faremo e diremo sia fatto secondo la tua grazia e che tutto proceda secondo la tua volontà. E magari la mia, giusto? Allora, quando lo facciamo questo fidanzamento? Anche perché io so che siete una famiglia all'antica. Ah, pure lei lo sapere. Lo sa, noi siamo contenti di Rita. Anche noi di Angelo. E noi siamo pazienti anche domani. Pazienti. Disponibili. Angelo mi ha detto che lo faremo ad uso siciliano. Se questa è la vostra volontà, bene. Mi raccomando, signor Natale, dolcini, babà, cannolicchi. Sorella, che noi usiamo gli spinciuli, ci piacciono? Sì, buoni questi spinciuli. Gli saggia, sorella, buoni questi spinciuli. Ma poi sorella, a lei non ci basta la preghiera per saziare. Che spiritoso! Allora, a domani. No. Così avremo modo di conoscere la signora Rita e il signor Peppi. Ah, tu simpatico sapete, vanno d'amore e d'accordo, ma la conto così. Il Signore ha detto: amatevi come io vi ho amato, abbiate fede, perché la fede ci fortifica, ci sazia, ci saluta e ci fa rimanere in grazia di Dio. Non c'è cosa più bella di quando uno dà la propria vita per un altro fratello. Io mi sono vita non c'è nulla, attenzione, non cominciamo. Allora domani alle 18. Anzi no, alle 18, tanto compriamo un fidanzamento poi alle 18 e finiamo a bordello. Facciamo i 6. E 6, ne? 18 non sei, sì. E 6. E me. Va bene. Così, prima di iniziare, ringraziamo il Signore per questo passo che stanno per compiere queste due creature. Perché Gesù ha detto: amatevi come io vi ho amato, abbiate fede, perché la fede ci fortifica, ci alimenta, ci sostiene e ci sorregge. Papà, No! quanto, quanto mi voglio bene! Aiutami! Sfogati qui! Aiutami, Natale! A rinfuso sta picchiando! Aiuto! Natale, dai! Dai, amico! Allora ci vediamo domani. Se siamo vivi! Anche che ti rompi un Natale! Almeno c'è posto per un più. Almeno un centinaio su 5! Arrivano a 7 e tornano premio. Buona tia! T'accatto un libro dei preghieri e te comincia a studiare! Sì, a così sono come io, comincia a ribellare. Non siamo da Lega, attenzione. Mi pare che stai passando in questo momento il tuo primo fidanzamento ufficiale. Che bravazia che hai la marcia! E ti scordi di Angelo. Già, ti scordi dove più cavallo ti scordi. Natale,
Sta attenta a te, mi raccomando a tesoro vita perché ci scippa la testa oggi, sei avvisato, stai attento. Non facciamo stesso ruolo di fidanzamento della prima figlia, stai attenta a te. Non ti preoccupare, che stavolta tengo tutto sotto controllo. E sto nipotetto stavolta Natale di nuovo cane, guarda. Un poco mi preoccupa la parrina, la monaca. Papà, chiama la suora e cerca di essere più elastico. Adesso con l'elastico là, guarda la cazzo tutta. A momento viene mia sorella. 2, 5 minuti, mano, una spada sinistra, un lato del cuore. Io sto con la testa, io non ce la metto stavanti, io non ce la metto, io non la capito. 3, dimmi una cosa, ma è Angelo, il cuore non è là, a destra o a sinistra? Non lo sa, ma qui lo sa. Scattiamo, pazzio. Salutiamo a tutti! Moto! Sono contento che arrasto già dall'inizio, sai? Lo sai, anzi, chi dà la parrina è troppo. Non ti preoccupare, frate. Quando gli hai a tesoro, gli hai a tutte. Non ti preoccupare, cognato. Quando hai a mia. Lei è un cretino, ma state muto! Hai detto che non ha parlato completamente. Sempre catancini, Allora, mi raccomando, cerchiamo di essere all'altezza di Idi e soprattutto del mio angelo. T'avevo detto io di darmi scappi con tacco, almeno per un cucchiaio. Ma se colacchete. Natale, dimmi una cosa, i dolci quando andiamo a pigliare? Appena di voi quando mi a pigliare i dolci. E tu mi raccomando, non credo che quando vedi i dolci cominci a zigliare come un pazzo. Perché tu hai un figo ingrassato, un colesterolo alto, i vesti alti, i 30 minesi che non ne parliamo completamente. E la cretineria la sappiamo tutti. Ma zia, si chiama creatinina, non cretineria. Ma io l'ho detto in italiano. E comunque con sangue tanto si virano tutte cose. Anche non ricopre. Natale, dai a parlare, Natale. Mi raccomando a tesoro vita. Sta vedendo che è una pazza di manicomio. Stai attento a Natale. Vi ricaviamo un fidanzamento in alta, capito? Stai attento a te a che non fai. Calma, per favore. Oh, città mi finilla, Che fino a qua ci sono i mariti, come hanno i mariti, e basta. Città mi finilla, che c'è cuore, Peppe, non cominciamo, sai, perché ti visto come una racina, così. Appena arrivamo di entrare, ti finalizzare, quanto ci vede mai. Gatti, non c'è neanche io di lavare, i lavare tutti pari pari, anzi sai che feci magari, piglia che ti detto domani, i lisci, il lordiano, i lavai e il magliattone, a cosa ti fregai? Te, Disgraziato, assiete, vai, vai! Camerina, non ci mettere la mano, una spada sbagliata, se no come ne danno. Ma perché Natale, ma chi è? Poi lo spiego, Meglio che tengo tutto sotto controllo, va? Caso, no. Prossima giornata, Natale, caso, marito, mi raccomando. Natale, ho detto solo, Natale. Avanti, prego. Caso. Questi sono per te. Ciao, zio. Sono io bentornata. Papà. Sorella, sempre tanti coppi in giù, Chiaro, È stato pulito, non si può muovere. Lo sciuro che è stato tirando casa a casa, su sciuro, le vicine. Ti sta consentendo, Natale? Prego, accomodatevi, prego. accomodate.
7 tuo marito, Natale. Natale a 7. Grazie Natale. Ma può essere che appare sempre a parte tuo cizzolo. Ah, ma un massetto. Campelina, per favore, perché ce ne siete addossiamo, per favore. Aspetta, cognato, Ah, perché buttati? Ah, disgraziato leso. A cos'è tu sulla festa? Che fosse la festa cos'è? Senti, vieni qua. Purtroppo ti tocca vicino a tua moglie, cognato, vieni qua. Ah, che un lato me. Una bella famiglia. Oh, bella. Lei, signor Pezzi, si vede che è una persona con i piedi per terra. Vero è? Ora easy, a costruire ancora che vendere. Siamo scongiorosi, siamo da Roma. Lo sa, io sono emiliana. E lo sa, io non sono siciliano. No, stavo per dire che io sono emiliana dell'Emilia e sono Sor Lucia. E io sono siciliano di Sicilia. E sono Peppi. Mi stai confondendo magari io, che sai? Scusasse, Sor Lucia, mio marito non ha fatto tanta scuola. E lei invece che scuola ha fatto? Ma io Io feci la seconda elementare. Perché quando abitiamo la seconda elementare era come una laurea di oggi. anche perché arrivederci 4 volte. Scema te, ma fate dopo, perché cazzini? Zio, io so tutto di te. Rita mi ha detto tutte cose. E di mia che ti disse, dimmi. Che sei dolce. Vita, a proposito di dolce, ma poi non posso mangiare un pezzo di dolcino piccolino? No, ti disse di no. Oh. Un paio di minuti, giusto per conoscerci, poi preghiamo e poi parliamo di questo fidanzamento. Ma non è meglio che parliamo di finanziamento subito? Noi siamo contenti di Rita. Anche noi di Angelo. Rita, ti vedo radiosa. Io avevo ragione, suora, sì, avevo ragione. È radiosa. Prima scutava sempre una musica pesante, scruscia a mai finire. E ora sì, ora scuta sempre una musica lenta, lenta. Sì, è radiosa, sì. Non facciamo male con ma radiosa, che significa? Scemo vigillonato, scemo. Segui il filo. Mi stai chiamando? Un filo, ma che cosa striscia io? Ma non poteva stare come Annacino, lo mette da... Scemo scongioroso, radiosa, cascuta sempre a radio, Natale, ma tu quando schifo pane, Natale? Dopo, signor Natale. Sor Lucia, venisse cacca, me frate, e un capo della famiglia, quando dopo? Asoro, dopo. Rita, come sono felice. Angelo, sei un angelo. Vita, ma tu a mia mamma mi ha detto che sono un Beppi. Io direi di sbrigarci senza tante
di ciance. No. Perché questi due giovani non vedono l'ora di baciarsi, di abbracciarsi. Dopo sto fatto. Natale, l'astro poi. Allora l'altro. Adesso alziamoci tutti per rivolgere al Padre Celeste la nostra preghiera. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Raccogliamoci nel silenzio. Mamma, la vuol dire la messa. Muto, domani. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, che questa sera, in questi due giovani, regni l'amore eterno. Amen! Ma che fai sbagliaio? Sbagliaio! Vero? Sì, ognuno di noi adesso, se vuole, può rivolgere al Signore una preghiera. Lui che tutto ci ha dato, tutto ci dà e tutto continua a darci, perché Egli è con noi, in mezzo a noi. Oddio, disgraziato lì! Che sta facendo? Perché stiamo parlando di te, ma con me. Che cazzo mi insegniamo, cioè? Tu hai visto? Piano. Ah, ti visto come la arrestiamo. Ma sorella, ma perché si chiama Padre Celeste, Azzurro e non Vidi? Che sai, va? Ah, Che questi due ragazzi possano sempre amarsi e rimanere in grazia di Dio. Ti ringrazio, Gesù, per Angelo e per Rita. Ti ringrazio Gesù per Angelo. Ti ringrazio Gesù per Rita. Ti ringrazio, Gesù, per Natale. e ti ringrazio Gesù per Pasqua, per Santo Stefano, per San Martino. E per Campellina magari, vero? Ti ringrazio Gesù per Peppe, per Peppe, sì. E io va dire. Ti ringrazio Gesù e per la bella compagnia. Ti glorifichiamo, ti glorifichiamo. Alleluia, 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 alleluia. E tu dopo? Grazie, Gesù, per averci fatto parlare. Grazie. E io senza Gesù magari se manco stai venendo. Quando avessi potuto parlare mai con vita. Grazie, che tu non faccio. Grazie Gesù. Ora possiamo sederci. Gesù, resta in mezzo a noi. Magari sta zitta, mischinetto. Ci devo dire chi sei già. Ma sì. Ma scusa la reputazione. Adesso possiamo parlare di questo fidanzamento con gli usi della Sicilia. A me piace molto la Sicilia. E se mi trasferiscono, con il signor Natale dedichiamo una mezz'oretta al giorno alla preghiera e alla lettura della Bibbia. Insomma, speriamo che non la trasferisci. Sono Lucia. Lo sapete, io quando ero in Nicaretto facevo un chirichitto. E quindi facevo messa con Parrino. No, guarda, sbagliai. E poi stavo vino, ci mi sai cito. Madre, oh, un Parrino si è incazzato. Scusi la parola. Si è arrabbiato. E cosa che stiamo mi scipò magari ricchi. Ma quante cose cretine che facevo quando ero piccinetto. Ah, perché ora fa cose spiette. E lei, signora Rita? Io? Io non c'è bisogno che vai alla messa perché io mi comporto bene con tutti, invece canuscio cristiani che vanno alla messa e poi si battono un pietto e poi si comportano male, specialmente che i parenti e poi fatti che magari che i vicini di casa.
trasferita... Io certo domenica travaglio. Non si preoccupi, se verrò trasferita andremo insieme. Oh, 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 grazie, ma come galante. Chissà, mi dissi che sogno elegante. Dissi qua, sui pantaloni di lino, di lino. Ah sì, di lino, un bel tessuto. Oh, che caputo. Di lino, di me cuscino lino. A me mi stavo per fare bella figura, cavolo, non capisci niente, basta che suona. Sento, frate, per favore, cominciamo a tirare avanti la situazione. Perché questo qua, è da fragile mi sta facendo fare, è da fragile. Non ho capito. È meglio che non ha capito. Natale, Oh, stai attento a non fare questa la festa perché stanotte ti chiamo una bacconi, non si avvisato. Ah, forse adesso ho capito. La signora vuol dire di sbrigarci senza tante ciance. Ma picchiamo a chiangere. Ma è una bella situazione, le vuole chiangere. Mamma, picchiamo i dolci. Sì, amore, già picchiamo i dolci, va, picchiamo sti dolci. Aspetta, amore. Prima dovrei darti una cosa. Questo è per te. Grazie, amore bellissimo. Ah, madre, mentre che ci si, dacci magari un toma, per il capo. Toma, ci toma. E questo amore è per te. Grazie. Bello. Grazie, amore. ma che morere abbrazzate, oh! Luca, ha capito? Oh! Aspetta, no, ci vediamo. Gli editori. Accomodate. Lucia, una domanda. Ma di Bologna qua, che ci vuole assai? Parecchio. Cosa indisti? Ci vuole l'apparecchio per bere qua? Scemo, pezzo di scemo, un saggio che con l'apparecchio ci vuole più picca. Te pare, non lo saggio. Natale, marito. Tecca, sto pasta bottiglia, marito, tecca. Natale, tu sai che ti dico, noi chiamiamo mentre che ci siamo a me e Pasquale. Chiamiamolo, se sto solo, va. Grazie mille. Auguri. Grazie. Sì. Ehi, auguri, Ciao Natale, ti prego. Ti dico. Oh, ma no, marito, ti piglio il bicchiere. Lei, tua macchina da papà? A posto. Non è che c'è. Picca, mi Che raccomando, festa. E tu? Ma non vedo più Me! spacchiata! Tu! Cazziata, ma non mi avete schiacciato, non ce la metto. Ma perché vieni, Natale? Ah, questo c'è? spiego, questo No, spiego. no, aspetta, sì. Vai Natale, perché tu bicchiere, marito, fai lo brindisi. Sì. Sogno con dentro. Questo picciottello tanto caro. E Angelo è un picciotto cavallo. E calore putello si chiama Natale.
aiutato papà a fare il brindisi. Carmelina, non ci metterà una disgraziata moglie che hai in spalla, capito? Perché rovino tutto questo. Natale, ma che c'è? Poi ti spiego. poi ti Voglio fare un brindisi a mia moglie Vita. Cara Vita, tu resti qua e io porto Pinagita. I vostri figli saranno belli. Sono sicura che nasceranno 2 gemelli. Meglio! Ah, così uno di nuovo Natale si chiama sicuramente. Se poi non ce lo metto tutto due. Posso fare un brindisino magari io? Ma va. Speriamo tutto bene, che Natale viene. Auguri. Sono contento, Angelo! Angelo, sono contento. Mi sono commovuto proprio. Signora Vita, e lei che dice? Chi sta nella giusta via? Faccio un brindisi a Sor Lucia, sì, a Sor Lucia. Prego, accomodatevi, mangiatevi i dolci di mio figlio Rita, prego. Sì. Ah, prima di tutto si pattiò. Ma così faccio. Hanno vero quando è? Ma guarda, io non avevo pure stare lo yauco, dai Vuoi a dia? No, non posso pigliare uno. No, dai detto no. Io sì però.